FC per questa prima giornata del campionato di Serie B femminile di pallacanestro stagione 24-25. Andiamo alla presentazione delle squadre. Questa sera qui a Conegliano la Pallacanestro Bolzano con il numero 1 Airie Tartori, con il numero 7 Partena Crisantidù, con il numero 8 Anna Bernardoni, con il numero 9 Camilla Mingardo, con il numero 10 Siomana Cela, con il numero 11 Francesca Fabricini, con il numero 13 Marica Ladalardo, numero 14 Alexia De Saler, numero 17 Safi Fall, numero 18 la capitana Diana Schwiambacher, numero 20 Fatumata Maria Cabba, numero 24 Anna Profaiser, capo allenatore Fabio Viale, primo assistente Mauro Macagnan. E per il basket femminile conegliano, accompagnate dalle ragazzine della squadra Under 12, abbiamo con il numero 0 Rossana Boccalato, con il numero 6 la capitana Francesca Marchioni, con il numero 7 Sara Colombi, numero 9 Maya Tramontin, 10 Sara Malbascia, 11 Lisa Grava, 12 Serena Marton, 15 Giulia Vettori, 16 Giorgia Zanardo, 18 Marta Maschietto, 21 Claudia Amabiglia, 24 Marta Sponchiado, capo allenatore Angelo Minincleri, primo assistente Marco Finco, secondo assistente Ugo Bazzo, accompagnatore Stefano Arvedi. Arbitreranno la partita i signori Luca Forner di San Zenone degli Ezzelini e Leonardo Bresolin di Preganziol. Buona partita a tutti. Buonasera e benvenuti al Pala BFC per questa prima partita di questo campionato di Serie B femminile 2024-2025. Ci rivediamo qui Fabri, ci rivediamo al Pala BFC, siamo ancora in Serie B e ci troviamo di fronte oggi Pallacanestro Bolzano, una squadra che l'anno scorso ci ha fatto soffrire parecchio. Cosa pensi di questa partita Fabri?
Beh, diciamo che intanto siamo contenti di essere qui. Io sono personalmente contento di essere qui con te e col fido Andrea Grava che adesso è scomparso, ma insomma ci assiste sempre a fare le telecronache. Siamo contenti ovviamente di essere in Serie B dopo un'estate un po' travagliata in cui non si capiva bene se la squadra potesse essere ripescata o meno, poi finalmente a fine luglio è arrivata l'ottima notizia e quindi siamo ancora qui, una squadra rinforzata, ma ne parleremo dopo per basket femminile Conegliano, ma subito una partenza in salita perché ci troviamo di fronte probabilmente a una delle 3-4 candidate a vincere il campionato di quest'anno. Guarda, a me le partenze in salita spaventano fino ai tempi della scuola guida, però devo dire la verità che abbiamo parecchi cavalli sul motore oggi perché il Pala BFC nel settore locali è pieno, praticamente non entra nemmeno più uno spillo. Questo va. Chiaramente un po' vuoto dalla parte del settore ospiti, ma ci sta, insomma, la trasferta per gli amici di Bolzano è parecchio impegnativa, però speriamo che ci seguano da casa. E infatti li salutiamo tutti, sappiamo che è stata data comunicazione anche sui social della squadra ospite, della nostra diretta, quindi salutiamo tutti gli amici che ci seguono dall'Alto Adige. Assolutamente, e anche gli amici nostrani che ci seguono qui perché sembra si divertano con le nostre telecronache, almeno così dicono, perché No, e comunque è veramente un Pala BFC pieno, soprattutto nel settore locale, questo ci fa davvero piacere intanto. E Fabri, poi però appunto, abbiamo un ospite d'onore subito così, eh. Cioè, ci sta seguendo in diretta niente poco di meno che coach Michele Tomei. che lo Mamma salutiamo. mia. Salutalo pure Fede, dai. Allora, grande mister Tomei, grazie per la fiducia accordatami, nonostante tutto. No, salutiamo anche Elena Alba e il nostro amico Shrinigan mi dice che è sempre qui, che anno dopo anno imperterrito ci segue. Quindi grazie amici che ci seguite da casa, scrivete messaggi sulla chat e ci terremo così sempre in contatto con voi. Allora, abbiamo fatto di tutto tranne che parlare di basket, come sempre, perché io cerco, cerco di uscire dalla materia in cui sono meno preparato, però qui Fabri è il tuo piatto, tu ci stavi già presentando appunto Bolzano come candidata al titolo e una Conegliano che ha un roster diciamo un pochino più rinforzato rispetto all'anno scorso, ci sono anche dei rientri da infortuni, insomma, quindi ci Sì, certo, auguriamo che, certo. che questa stagione possa portare a più vittorie rispetto allo scorso anno. Ovviamente apprezzeremo sicuramente lo spirito di sacrificio delle nostre ragazze. E adesso ci fermiamo un attimo per un minuto di silenzio, quindi interrompiamo un attimo la telecronaca. Presidente della federazione del golf. Allora, è stato ricordato la scomparsa di Franco Chimenti. E allora riprendiamo la linea. Allora, quindi temperatura già caliente, Fabri. Devo subito togliere la felpa. E andiamo a presentare un po' le novità, appunto si diceva, di questo campionato 24-25 per BFC. DS Stefano Arvedi ha passato un'estate davvero calda anche lui, perché ha lavorato in maniera veramente incessante, però ci auguriamo e crediamo che abbia fatto un ottimo lavoro. A partire dall'allenatore Angelo Minincleri, allenatore con grande esperienza, soprattutto nel maschile, sia giovanili Reyer, ma poi anche tanti anni con le cosiddette minors locali a Mirano, poi a Castellano. Allenatore, persona davvero pacata, ma con le idee sicuramente molto chiare. Ha lavorato molto bene, a mio parere, eh, in questo primo mese e mezzo di preparazione. E dopodiché le novità appunto in campo, Rossana Boccalato, ve la ricorderete, ex Marghera,
ma giocatrice con grande esperienza, proprio tra l'altro a Bolzano in Serie A2, ma anche in altre squadre in precedenza della Serie A. E poi l'altra novità, Claudia Amabiglia, anche lei con tanta Serie A alle spalle, cresciuta a San Martino di Lupari, debutta addirittura in Serie 1 a 15 anni e poi davvero protagonista in Serie 2 sia a San Martino che poi a NPT. Rientri, dicevamo appunto, a partire da Lisa Grava e poi da Silvia Ostan, che rientrano appunto da 2 gravi infortuni. Quindi una squadra sicuramente rinforzata per Conegliano, ma si è rinforzata sicuramente anche Bolzano, che già era molto forte. Tra le altre ha inserito Anna Bernardoni, che ci ricordiamo a Bolzano Basket Rosa, l'altra squadra bolzanina. Ce la ricordiamo in particolare perché Segnava sempre da 3, giusto? segnava davvero sempre da 3. Sempre, ma sempre contro di noi o contro tutti? Era Ma per capire se allora, se c'è un po' in di... generale probabilmente aveva qualcosa contro di noi, nel senso che ovviamente stiamo scherzando, ma nella partita di andata a Bolzano segnò un 7 su 9 da 3 punti. Ma è incredibile. Ha rischiato veramente di uccidere. In realtà eravamo in un'ottima fase in quel momento, riuscimmo a vincere di 2 punti nel finale a casa di Basket Rosa Bolzano, ma lei fece veramente una prestazione incredibile. Eh sì, Quindi assolutamente. squadra davvero forte. Adesso ci sono dei problemi al tavolo. Ma in via di soluzione, speriamo. Allora, nel frattempo, Fabri, oltre alle novità magari appunto sportive, poi ci presenterai durante la partita anche tutta una serie di novità a corollario dell'attività sportiva, ovvero ci sono stati diciamo dei cambi anche di colore quest'anno, quindi un cambio cromatico, ma anche tante nuove iniziative da parte di BFC e quindi man mano nelle pause ve le racconteremo. Adesso si inizia. Ma intanto partiamo, la prima palla è di BFC strappata da Maschietto e subito al tiro spunchiato che non si fa certo pregare, prende un buon tiro, lo sbaglia e Cela con la palla dall'altra parte va a giocare un pick and roll con Fabricini, poi ottima la difesa di Boccalato su Crisantidou, Cela dai 3 punti. La palla tiro, sì, va a rimbalzi però d'attacco, va a prendersi, quasi quasi ci arriva. L'emme perché nessuno ci stava credendo, c'erano state delle giocate su Eurobet sul fatto che la palla sarebbe uscita senza che nessuno l'avesse toccata. No, in Ha effetti avuto abbiamo bene. un po' tutte guardate la palla se usciva o meno. Adesso è Amabiglia che serve Maschietto, ribalta per Boccalato, taglia Marton, non riceve, Boccalato che va a attaccare l'area, va a prendersi un tiro dalla media, sbaglia, attacco maglia per Bolzano. Buon gioco a Schwienbacher con due la qui palla, ancora Schwienbacher, anche lei pericolosissima a 3 punti, ma molto attenta in difesa. Sponchiado che poi riapre per Boccalato che sbaglia da 3, ancora 0-0 il punteggio. 0-0 e palla al centro, vediamo qui un tiro dagli 8 metri invece di Bolzano che ci pensa subito a muovere il tabellone. Chi ha segnato, Fabri? Diana Schwienbacher, perdonatemi la pronuncia che sicuramente sarà sbagliata, comunque dicevamo già pericolosissima anche lei da 3 punti, infatti. E poi non si capisce perché Fabri, quando andiamo al pub noi siamo molto sciolti con le pronunce di questi nomi tedeschi, poi invece quando dobbiamo pronunciare i nomi delle ragazze ci impapiniamo, scusateci. Probabilmente avremmo dovuto già bere un paio di birre al bar qua del Pala VFC, fornitissimo come non mai. Allora, adesso è Bolzano in attacco con Cela che sfrutta un blocco granitico di Fabricini, poi un'infrazione di passi abbastanza evidente da parte di Partena Crisantidou. E meno male che c'è passi perché il tiro era andato dentro, quindi comunque Bolzano si dimostra una squadra molto precisa sul tiro da fuori. E vediamo adesso se BFC, che invece ha avuto un po' di sfortuna nelle prime azioni, riuscirà a trovare la strada del canestro. Amabiglia dai 3 punti, la sua specialità, è un po' corto il tiro, ma ancora Sponchiado a rimbalzo in attacco. E vediamo una Sponchiado assolutamente molto lucida e attenta nelle giocate, soprattutto difensive e nei rimbalzi, è molto importante
lavorare con questo atteggiamento. Difesa molto adattata da parte di Bolzano, sbaglia Sponchiato da 3 punti, ma stava scadendo il tempo, stavano scadendo i 24. Era tutto sommato riuscita a trovare anche un buon tiro Marta, naturalmente tiro da 3 che lei ha nel suo repertorio. E adesso ancora Nena Crisantidou a segnare da sotto canestro. Stiamo abbassando un po' il ritmo della gara, cosa che potrebbe favorire i nostri avversari che sono molto più prestanti fisicamente. Adesso invece è però Marta Maschietto che va a chiudere la mano sinistra, sbaglia da sotto, però stava andando a chiudere su di lei Francesca Fabricini, che è veramente grande, sì, veramente alta. Era stata un'ottima azione a 2 tra Marta e Serena, purtroppo però Marta ha sbagliato un tiro che normalmente non sbaglia. Dall'altra parte rimaniamo graziati, riusciamo a prendere un rimbalzo in difesa. Adesso è Marta che prova a farsi strada in mezzo all'area. Riapre per Marton, marcata da Cela. Marton, ottima virata, poi va a subire la stoppata di Sovana Cela, che poi parte anche in contropiede. Ben chiusa da Marton, sì. Scusate, da Maschietto. Mamma mia. Crisantidou dai 3 punti. Questa giocatrice, tra l'altro comunque ben sopra il 1,80 m, però molto pericolosa anche fronte a canestro, molto mobile. Si fa anche il segno della croce dopo aver segnato, quindi molto religiosa a questo punto. E intanto Sponchiado che serve Marton, cerca Maschietto che riceve, ma deve riaprire. Sì. Maschietto sta soffrendo perché non riesce a trovare gli spazi sotto canestro. Adesso Amabiglia che sbaglia ancora da 3, ma è Serena Marton a lottare al rimbalzo, a subire anche fallo. Sì. Stiamo sicuramente subendo la fisicità delle avversarie, tra l'altro con una difesa molto adattata sulle nostre giocatrici, con le lunghe che restano praticamente ferme dentro l'area come dei totem a chiudere su qualsiasi penetrazione, e poi si adattano sulle nostre tiratrici. Qui il fallo quindi di Serena Marton che cercava di farsi spazio per prendere il rimbalzo. Se non altro comunque posso notare, Fabio, una buona attitudine di Conegliano al rimbalzo. No, certo, stiamo lottando a rimbalzo, forse dovremmo riuscire a forzare un po' i ritmi per aumentare un po' la rapidità della transizione offensiva. Adesso abbiamo ancora Fabricini marcata da Maschietto che riapre per Schwienbacher che sbaglia, Boccalato che serve Sponchiado, Amabiglia che rinuncia al tiro per servire il taglio di Marton. Si lamenta Marton, ma l'ultima a toccare probabilmente è lei. Sì, e tra l'altro possiamo notare come la difesa di Bolzano sia veramente tosta per Conegliano, in particolare la numero 10 Giovanna Axela sta mettendo in grande difficoltà Conegliano. Schwienbacher da 3 punti completamente libera, ci grazia, però il rimbalzo è ancora per le altoatesine che possono giocare un'altra azione in attacco. Adesso è Mingardo con la palla, attenzione a lei molto rapida, riapre ancora per Schwienbacher che prenderà il tiro da 3, lo sbaglia, si lotta ancora a rimbalzo, esce ancora a rimbalzo. Buon anticipo qui però, va in contropiede. Boccalato che può giocare in campo aperto, dietro la schiena, non riesce a servire Maschietto. Peccato. Buona idea, comunque adesso dobbiamo cercare di puntare al canestro in qualche maniera, prenderci fallo, qualcosa, ma dobbiamo puntare al ferro, senza paura, perché iniziano ad essere tanti i punti di divario di una Bolzano che non possiamo lasciare scappare via. Sul cubo del cambio Giulia Vettori intanto. Adesso Mingardo che serve benissimo Fabricini, contatto sotto canestro. Sì, penso che sia stato fischiato fallo, era doppio di Sponchiado. No. È Boccalato che sì. Viene sanzionata di questo fallo. Sì, per una spinta sotto canestro. Diciamo che c'era stato un raddoppio abbastanza aggressivo da parte di Conegliano, che se non altro sta dimostrando comunque di avere una mentalità corretta contro questa avversaria assolutamente fortissima. Allora è uscita Cela, è entrata De Saler, è uscita Sponchiado ed è entrata Giulia Vettori. Questo poteva essere anche un fallo in attacco, invece viene sanzionato lo scivolamento di
Vettori. Vettori probabilmente, Sì, credo anch'io. era comunque in movimento, quindi ritengo Fabri che in questo caso la scelta arbitrale sia stata corretta. E quindi sarà un ulteriore tiro libero per Anna Bernardoni, mi sembra di vedere. Sì. Altra tiratrice pericolosissima. Ricordiamo Bolzano è sull'8 o sul 10 adesso, dovrebbe sul essere già sul 10 10 a 0. potrebbe andare sull'11 a 0. 11 a 0 è Cappotto. Cappotto a ping Cappotto. pong. Ci risparmiano. Sì, esattamente, molto bene. Si risparmiano per ora questa situazione. Dobbiamo un po' sbloccarci sicuramente in attacco, rompere un po' il ghiaccio. Abbiamo preso anche dei buoni tiri, siamo stati un po' sfortunati in alcune situazioni. Però guarda come raddoppia Bolzano, veramente. Boccalato in gancio, finalmente va a togliere la pellicola di Sì. Domopac che c'era sul canestro. È tipo il classico scherzo che si fa agli sposi, giusto? Esatto. Però ce lo siamo fatti un po' da soli perché avevamo messo il Domopac sul canestro sbagliato, va bene, 10 a 2, adesso dobbiamo mettere un po' di pressione a Bolzano, che però trova dei tiri comunque forzandoli, riesce lo stesso a segnare. È il settimo punto di Nena Crisantilu, che è veramente Sì. è caldissima questa sera al tiro. Serena Marton. Amabiglia dall'angolo, ancora corto il suo tiro. Però Marta Maschietto non vuole stoppare, va a rimbalzo in attacco e va a segnare da sotto. Benissimo Marta, benissimo. Ha fintato di riaprire il gioco e ha mandato al bar le avversarie e poi è andata tranquillamente a depositare il canestro da sola. Adesso Conegliano con la zona. Mingardo che prova a servire Fabricini. C'è un contatto, mancano 3 minuti alla fine del primo quarto e sul cubo del cambio Capitan Marchioni. Niente poco di meno che Capitan Marchioni. Esatto. Allora Fabri col tocco del piede il cronometro dei 24 si torna a 14, giusto? Sì, perché è rimessa in attacco, quindi ci saranno altri 14 secondi per concludere l'azione da parte di Bolzano che va al tiro dall'angolo, sbaglia. Vettori non controlla la palla. Qua però è piede anche qua. Sì, direi di sì. In questo caso Alexia insomma, Tessars l'arbitro qui aveva il Domopax probabilmente sugli occhi, ma ce l'abbiamo fatta. Qui anche al terzo piede viene fischiata la sanzione. A mantenere molto il bene. controllo del pallone. Boccalato aveva recuperato il pallone, poi aveva cercato di servire Vettori. Allora, vabbè, ho notato Fabri, ma poi me lo dirai tu, che come è uscita Giovanna Xela siamo riusciti a trovare qualche spazio in più. Prima stava veramente rendendo l'aria asfissiante all'interno dell'area difensiva di Bolzano. Sì, lei è un ottimo difensore, oltre ad essere molto rapido in attacco. E quindi magari ci si aprirà qualche spazio in più, però dobbiamo probabilmente trovare anche un po' noi, un po' di sicurezza che non manca a Capitan Marchioni che spara subito dai 3 punti dall'angolo, era un buon tir, applaude coach Minicleri, però adesso davvero libera, sotto canestro, Sì. Nena Crisantilu e vuole parlarci sopra sì. coach Minicleri. Una pausa per noi, una pausa anche per gli sponsor.
Quando vuoi. Ah, siamo in diretta, benissimo, scusate. Allora, rientriamo Non ce l'aveva con... detto il Grava, lo Ok, scherzone. vabbè, allora, intanto, però, nel frattempo si sta popolando anche il settore ospiti, proprio perché il Pala BFC è veramente pieno. Si sta popolando anche il settore ospiti che ci seguono da YouTube, con Paola Borcini e il nostro indimenticabile Sciarco Dimenticato, Addirittura, sì, che addirittura, salutiamo e che abbracciamo. salutiamo, e lui esordisce subito con un forza Francesca. Sappiamo che Sciarco è un grande fan del nostro capitano ed è proprio il capitano che prova la penetrazione e la mette. Quindi grande Sciarco, questo canestro per te. L'incredibile e immarcescibile Capitan Marchioni, che riesce a segnare anche in penetrazione. Adesso ancora zona per Conegliano, buona la difesa di Vettori, un Sì. pelo in ritardo sul close out. Esattamente, gli ha fatto la mossa della onda energetica di Goku e è stata sanzionata. Ricordiamo che l'onda energetica non prevede il contatto delle mani e invece lei purtroppo ha trovato il contatto. E adesso può giocarsi solo il raggio paralizzante. Esatto. 14-6, 1 minuto e 38 alla fine del primo quarto. Bolzano ovviamente in vantaggio e in attacco adesso da metà campo, Sì, vabbè, esatto, da casa sua, che praticamente. non è proprio vicinissima, Schwienbacher, un po' corto il tiro ma era davvero da distante, e Boccalato alla rimessa per Vettori che chiama l'attacco 4. L'attacco 4 che prevede un passaggio per Marta Maschietto, ancora su Boccalato prova il gioco a 2 con Marta Maschietto che prova un MoMA, riscarica su Giulia Vettori, stanno finendo i secondi. Marta fa sportellate, trova un buono spazio e la mette. Sportellate contro Nena Crisantudu, a cui rende quasi 10 centimetri. Brava Marta. Molto bene, qui Boccalato cerca di interrompere il gioco bolzanino, mettendo un po' di pressione a questo attacco bolzanino che inizia a sbagliare. E adesso è Marta Maschietto che scarica su Giulia Vettori, attenzione al ritorno delle avversarie. Il capitano Francesca Marchioni ancora su Giulia Vettori, può prendere un buon tiro, lo prende da 2. Giulia Vettori ha rinunciato a un buon tiro da 3 per prendere un tiro da 2 fuori ritmo. Comunque era solo rettina, però purtroppo non dalla parte giusta. Non aveva inquadrato lo specchio del cerchio. Esattamente. Nel frattempo comunque spieghiamo anche una grande novità del BFC oggi, perché abbiamo una regia internazionale, perché il nostro Andrea Grava è assistito dalla nostra Charlotte che arriva dal Quebec, dal Canada. Quindi thank you Charlotte for your help. Merci beaucoup pour votre aide. Ok, continuiamo con la partita, Fabri. Bolzano in attacco, è rientrata intanto Giovanna Cela per Schwienbacher che cerca di servire sotto canestro Alexia De Saler. Viene sporcato il passaggio ma sarà rimessa di Bolzano. 10 secondi sul cronometro di 24 e 17 secondi alla fine del primo quarto. Vediamo come se la gioca Bolzano. Prova a cercare un fallo, buona difesa di Conegliano e adesso è Francesca che cerca di uscire dalla 5 secondi, 4 secondi, Amabiglia da molto distante sbaglia, rimbalzo in attacco di Malbascia che intanto è entrata nella partita, che sbaglia anche lei, quindi comunque, il primo quarto si conclude sul 14-8. Ok, molto bene, 14-8 per Bolzano, time out per noi.
Sì, eccoci, siamo qua di nuovo per il secondo quarto. Dicevamo che abbiamo un'energia internazionale, ma abbiamo anche un double T che corre attorno al campo con una telecamera in movimento. Quest'anno proviamo questa novità, Fabri, vediamo, speriamo che gli amici da casa riescano a vedere qualcosa. Noi, sinceramente, speriamo che il buon Grava abbia indovinato con questa nuova sua diavoleria. Riparte il secondo quarto. 14-8 per Bolzano, che sta anche attaccando ancora con Nena Crisantur, che segna ancora. È l'11° punto per lei sui 16 di Bolzano. Ci sta facendo davvero male sotto canestro, ma questa è una giocatrice davvero talentuosa. Gioca fronte a canestro, gioca spalle a canestro. Tra l'altro non abbiamo giocatrici di quella stazza che possano marcarla, e tanto Giulia Vettori perde il controllo del pallone. In attacco Bolzano con Anna Bernardoni. Purtroppo abbiamo pasticciato un po' in questa azione d'attacco e Bolzano si ritrova con la possibilità di allungare ancora. Giovanna Cortissimo tiro Xela, di Cela, che però nessuno va a seguire a rimbalzi. che poi si dice Cela o Xela, cioè non lo sappiamo, quindi ci scusiamo nuovamente. L'unica cosa che possiamo notare è la capigliatura che mi ricorda Megaloman, che guardavo da piccolo, e in effetti è un po' Megaloman perché in difesa sta veramente facendo una partita eccellente questa giocatrice per Bolzano. Rientra nella partita anche Francesca Fabricini. Coach Fabio Viale vuole giocare con le due torri in campo, che già ci hanno messo in crisi nel primo quarto. Capitan Marchioni ancora in 1 contro 1, può scaricare ed è adesso benissimo Marta, a tenere il contatto, mamma e mia, ad appoggiare da sotto. Molto brava Marta. Sì, dall'alto dei suoi 17 anni di esperienza. Esatto. No, 18, quanti ne ho? Lei credo che ne abbia ancora 17. Fantastica Marta, complimenti per la grande voglia che ci metti nel gioco del basket. Per fortuna è corta Bolzano ed è Marta Ponchiado che si prende il rimbalzo, e adesso è Francesca Marchioni. Amabilia dai 3 punti, non si fa pregare. Ancora corto il suo tiro, va a prendere proprio il rimbalzo. Marchioni, corto anche il suo, però è Sponchiado che cerca di lottare a rimbalzo, ma lì c'è sempre Nena che la fa da padrona. Buono raddoppio a metà campo, ne esce con disinvoltura Bernardoni. Sì, e non era una situazione facile a Bernardoni perché aveva un piede di qua e un piede di là della linea di centrocampo. È riuscita a non fare infrazione di campo. Nel frattempo spara lontanissimo un tiro Bolzano ed è Conegliano che può provare il contropiede, un buon tiro e lo mette. È boccalato dal mezzo angolo. 16-12 a 7:54 dalla fine del secondo quarto. Adesso è Coach Viale che vuole parlarci sopra, e quindi time out in campo, è un time out anche per noi. E siamo di nuovo in diretta, siamo in diretta con la seconda camera con l'inquadratura sul time out. Double T che si spinge fino in mezzo al campo, viene allontanato dagli arbitri prontamente. Molto bene questa regia aggressiva, ci piace. Allora, 16 Bolzano, 12 Conegliano, eravamo partiti con un 10-0, l'abbiamo riportata un po' in qua la partita, dobbiamo continuare a essere incisivi in difesa per rendere la vita difficile a questa squadra bolzanina che è assolutamente fortissima. Infatti la difesa delle coneglianesi adesso si allunga su tutto il campo, si alza notevolmente, tra l'altro boccalato anche lei. Difesa è una giocatrice davvero aggressiva. Bolzano molto brava a mettere la palla dentro e a riaprirla fuori per le sue temibilissime tiratrici. E Giovanna Xela qui stava cercando di rubarsi la palla, però per fortuna Capitan Marchioni che la salunga è riuscita a guadagnare una rimessa dal fondo e la palla per Conegliano con Marta Sponchiado che la porta avanti.
Vediamo che schema chiama. Ancora Buonissimo! per No! Bolzano, ma un errore da sotto di Claudia Amabilia. Ma cosa aveva fatto Marta Sponchiado? Aveva illuminato veramente il gioco di Conegliano, brava Marta. Adesso Malbascia a lottare a rimbalzo come un leone. Sponchiado che riapre per Boccalato dai 3 punti. E la mette! Da 3, Rossana Boccalato. E siamo qua col Conegliano che va a 15 con Bolzano a 16, quindi il pubblico di casa prende veramente coraggio. Adesso vediamo se Bolzano come giocherà questo attacco con Conegliano che ha alzato veramente l'asticella dell'aggressività della difesa. Boccalato esce di nuovo forte su Schwienbacher, poi sotto canestro Nera Crisantidou che va a attaccare Malbascia, poi è Francesca Marchioni Quelli che si prende in uno qualche modo sfondamento. ci mette una mano, sporca la palla e a quel punto prende lo sfondamento forse Malbascia. Guarda, non ho capito bene cosa è successo, potremmo vedere un replay ma non lo vediamo. Comunque la palla recuperata in questo caso io la darei a Francesca Marchioni che ha giocato veramente di esperienza come sempre. Quindi stiamo anche influenzando il tavolo? Stiamo influenzando il tavolo, stiamo influenzando Stefano Arvedi che oltre che essere DS è anche dirigente accompagnatore e scout. E se ne va Marta Sponchiado, scarica di nuovo fuori su un Boccaloni che... Boccalato scusa. sotto, poi va a cercare di rubare la palla dalle mani di Fabricini. Mamma mia, ce la fa quasi Boccalato. Sovana Cela, Mingardo con la palla. Aia. Non tira Cela da sotto, preferisce riaprire. Adesso finta il tiro da fuori. Mamma mia! Boccalato va a rubare la palla. Grandissima. Poi va a attaccare in campo aperto. Poi falli qua. Malbascia. Schema a testa per Sponchiado, pick and roll, può prendere questo tiro, è un po' corto. Qui Marchioni prova ad andare a prendersi il rimbalzo, però ha rischiato anche di far fallo. Peccato, poteva essere il canestro del sorpasso. Mingardo dai 3 punti, è corto. Marta Sponchiado ancora si posiziona molto bene sotto canestro per prendere palla. Qui Francesca Marchioni riesce a prendersi un fallo. Sono comunque pochi ancora i falli di questo quarto, semplicemente 2 per Bolzano e 0 ancora per Conegliano, a quasi metà del quarto. Quindi una partita Fabri che non vede proprio tanti contatti. No, non ci sono tanti contatti, pur essendo entrambe le squadre abbastanza aggressive, anche a rimbalzi in attacco, però una partita molto corretta. Adesso è uscita a prendere fiato Capitan Marchioni che ha giocato davvero tanti minuti e ha giocato anche molto bene, direi. Sì, rientra Martoni in campo. È normale, insomma, diciamo al capitano quando si compiono 28 anni si inizia a essere un po'... comincia ogni tanto bisogna a prendere... gestire il proprio esatto. Sponchiato con la palla per Colombi che fa il suo esordio nella partita, nel campionato. Di nuovo Boccalato dai 3 punti e la mette ancora. È un pochino on fire Boccalato. Un pochino. Più 2 per Conegliano adesso a metà del secondo quarto. Recuperato lo svantaggio iniziale. Adesso si va Mamma mia però, brava Marta. Adesso si fischia un fallo forse a Sponchiado. È un fallo di Sponchi però... Io non sono d'accordo, lo dico. Sì, esatto. E guardo nella direzione soprattutto di Andrea Grava che ricordiamo è anche un arbitro che si tira subito fuori, dice che non può parlare. Che paraculo. Non sappiamo quale tipo di sanzione. Non c'ero, non ho visto e se c'ero non ho sentito. Giocavo a Candy Crush. Quindi non possiamo neanche sfruttarlo. Mamma mia, Boccalato. Se riesce a rendere la vita difficile a una giocatrice come Giovanna Xela, significa che Conegliano c'è, ragazzi. E Boccalato sta facendo una signora partita sia in attacco che in difesa fino a questo momento. Esattamente, adesso la palla la rimetterà Serena Marton che giocherà di nuovo con Marta Sponchiado, quindi Marta si sta candidando un po' a playmaker titolare in questa parte, Fabri. Sì, Marta sta portando sulla palla, lo sa fare, oltre alla sua celeberrima pericolosità al tiro. Lei mamma mia, bellissimo passaggio. Palleggio, sbaglia K dal mezzo angolo, va a prendersi il rimbalzo in attacco e va a subire fallo. Allora, ho visto Marta Sponchiado che, vabbè, non voglio parlare solo di Marta, però vedo un atteggiamento molto propositivo, ma anche qualche passaggio veramente illuminante, Fabri.
Come dicevi sicuramente prima, cresciuta. dall'alto dei suoi 29 anni sta mettendo in campo tutta la sua esperienza, tutta la sua capacità. Adesso si è fatta prendere un po' la mano dai 3 punti Boccalato, ha tirato da 8 metri, Sì, ha anche rischiato di ha segnare. rischiato di segnare. Adesso vediamo Bolzano cosa farà per cercare di trovare il pareggio. Buona la difesa di Sara Colombi che Sì. induce in qualche modo in errore Camilla Mingardo, e recupera questo pallone. Allora, salutiamo intanto tutti gli amici che ci stanno seguendo da casa, sono ormai 430 collegamenti. E dobbiamo sempre ricordare a tutti di votare per la miglior giocatrice della partita, che verrà premiata con una bottiglia Magnum di Prosecco DOCG della ditta Buzz Wine, sponsor di questa iniziativa per appunto il premio di miglior giocatrice, ma anche sponsor della giornata, perché da quest'anno avremo per ogni giornata la presentazione di uno sponsor. Intanto Serena Marton, credo. Sì, Serena Marton è andata a prendersi uno sfondamento. Nell'azione precedente invece Marta Spon, che aveva tentato di distruggere il tabellone con un mattone. Per fortuna il tabellone non ha riportato danni. Abbiamo quello di riserva, ma direi di non metterci alla prova come sostitutori di tabelloni. E dicevamo appunto, votate per la miglior giocatrice della partita. Può essere una giocatrice di casa, può essere una giocatrice ospite, quindi invitiamo anche i tifosi bolzanini a votare. Allora, nel frattempo cosa è successo, Fabri? Si è presa un fallo Marta Maschietto, giusto? Sì, e va in lunetta. Avrà 2 tiri liberi, perché lì dentro l'area comunque si sta facendo valere, e diciamolo, contro giocatrici più alte, anche più grosse, diciamo così, più muscolose di lei, e con entrambe, cioè Fabricini e Elena Crisantilù, esperienza a livello di Serie A quasi decennale. Quindi comunque ottima partita anche per Marta fino ad ora, che va a segnare il primo tiro libero. Sì. Sale a 5 il suo tabellino personale. Sbaglia secondo, Sì, però Malbascia va a prendersi un rimbalzo fondamentale, sì, per l'economia di questa gara, che adesso ci vede avanti di 3 punti. E Serena Marton. E adesso è Marton a sportellate, sfruttando tutta la sua fisicità. Si lamenta Bolzano perché voleva ci stava, perché sì, ci stava. Serena si è appoggiata un po' con la spalla, però l'ha fatto in modo molto deciso e molto coordinato. Diciamo che è stato coordinato più che altro, esatto, il movimento, non è stato scordinato, e quindi l'arbitro ha considerato regolare il contatto. Sbaglia Bolzano da 3 punti, che sta insistendo tantissimo su questa vai dentro K, questa cosa sul tiro da 3, che è assolutamente una delle caratteristiche delle giocatrici ospiti. Fino adesso non è entrato, non sono entrati anche alcuni tiri aperti che ci avrebbero fatto davvero male, però insomma siamo comunque sopra Fabri, i 5, esatto, io ti vorrei far notare una cosa. Scusa, ci stiamo parlando sopra, esatto, perché dobbiamo ancora riprendere i ritmi, però vorrei farti notare una cosa: 5 falli di squadra per Bolzano in questo quarto, 1 per Conegliano. Una giocatrice pericolosa come Giovanna Axela, gravata già di 3 falli. E Maschietto che va a rimbalzo in attacco e segna. Allora, prima dicevi ottimo dal punto di vista tattico questa cosa dei rimbalzi in attacco, io dico anche grande segnale di mentalità, perché stiamo andando a prendere dei rimbalzi in attacco nel cuore di una difesa che ha delle lunghe davvero alte e davvero esperte. Adesso sì, addirittura poi un fallo di reazione che denota un po' di nervosismo. Sì, perché probabilmente Bolzano, dopo una partenza pazzesca, non sta trovando la fluidità con cui è solita giocare, e chiaramente è comprensibile che questo crei un po' di frustrazione. Anche l'allenatore, diciamo, ospite, sta cercando di portare le sue ragioni all'arbitro per qualche contatto, però c'è da dire che comunque stiamo combattendo a rimbalzo, e spesso abbiamo anche la meglio, e da questo punto di vista il segnale è assolutamente positivo. Adesso è Serena Marton a scaricare molto bene per Marta Maschietto, che attacca, non c'è lo spazio. Adesso è Malbascia, mano sinistra,
appoggia, è lungo, diciamo, è impreciso il suo tiro. Forse, ecco, non c'era tantissimo spazio lì per... Sì, non c'era spazio, non c'era tempo, ma tu mai lo capirai. Comunque invece Bolzano adesso che torna di nuovo a segnare. Bernardoni ci mette il fisico, si fa valere in mezzo all'area e va a segnare da sotto con la mano sinistra. Sponchiado riapre il gioco, serve Maschietto che però spalle a canestro contro Fabricini, fa sicuramente fatica, infatti riapre per Sponchiado che si doveva prendere quel tiro, ha rinunciato, adesso è Malbascia in gancio, sfortunata, rimbalza in attacco, Malbascia da mezzo angolo, fortunata. Sì, e questo canestro è il 50% di Sara e il 50% di Marta che ha lottato a canestro ed è riuscita a servirgli questa bellissima palla dopo aver preso un rimbalzo in attacco. Quindi molto bene qui Bolzano, attenzione. Le Bolzanani, questo qua... pick and roll non difeso alla perfezione, ma sottolineo ancora i rimbalzi in attacco. I rimbalzi in attacco stanno facendo la differenza per Conegliano in questa fase della partita. E ricordando e salutando Piero Svalduz, il Tex Winter di Portogruaro, chi domina i rimbalzi controlla la partita. Allora, time out in campo e time out anche per noi. Siamo in diretta qui con, è stato appena postato sulla chat il link per votare per l'MVP della partita, quindi l'MVB, che verrà premiata con una bottiglia di Magnum di Buzz Wine. Quindi votateci, cliccate sopra sul link e andate a scrivere nome e cognome della giocatrice. Intanto è sfortunata davvero Francesca Fabricini perché il suo tiro libero gira ed esce. Secondo te per chi voterà Sciacco dimenticato? Ma secondo me oggi magari potrebbe votare per Francesca Marchioni. Sì, oggi forse sì. Vediamo. Per quanto Marta Sponchiado stia imperversando nell'area bolzanina. Sì. È un sponchiaboccalato, oggi sta venendo fuori, però ovviamente la partita è ancora acerba per dare esiti di questo tipo. Sponchi ai tiri liberi. Sfortunata anche lei, gira ed esce il suo tiro. È corto il secondo, ma si lotta a rimbalzo. Esce ancora Sponchiato con la palla con l'aiuto di Maschietto. Cappa fuori dai 3 punti, non guarda il canestro. Lavoriamo per un backdoor giocato davvero bene. Bello il passaggio di Marta, bello il taglio di Marton. Esattamente. E saranno 2 tiri liberi per Serena Marton. Molto bello Fabri questo passaggio. E vediamo una Conegliano che gioca. Segna il primo Serena Marton. Segna anche il secondo. Sono 3 punti per lei. 28 BFC, 20 Bolzano, con l'ultimo minuto del secondo quarto in corso. Attacco alla zona Bolzanino, gestito molto bene, completamente libero, sì, sotto canestro. Abbiamo rischiato anche un fallo qui. Nena Crisantidou, ma d'altra parte quando giocano con le 2 torri, giocano quasi a memoria loro, riescono a trovarsi quasi ad occhi chiusi. Adesso 37 secondi alla fine del secondo quarto. Sponchiado per Marton che prova a attaccare la linea di fondo, ben chiusa da Bernardoni, spalle a canestro, Marton sbaglia, si lotta a rimbalzo, c'è un fallo, probabilmente è un fallo di Marta Sponchiado?
che non è d'accordo perché dice ma cosa potevo fare? È il secondo fallo di Marta. Entra Giulia Vettori al suo posto subito. Non aveva avuto vita facile nell'azione precedente Serena Marton, che aveva dovuto veramente trovarsi uno spazio per tirare a canestro che non c'era. Ha cercato di tirare in condizioni di equilibrio precario, ma purtroppo la palla è No, uscita. Bernardoni l'aveva chiusa davvero Sì, bene. bene, Adesso bene. pressing di Conegliano. Attaccato bene da Bolzano, che poi con Mingardo aprire, scaricare. Ma ancora una volta Serena Marton va a subire uno sfondamento. Adesso Sì. il cambio tattico di coach Minincleri, che mette le 3 tiratrici in campo, Amabiglia, Boccalato e Capitan Marchioni, per l'ultima azione di attacco. Sì. Forse lavoreremo per un tiro da fuori, chi lo sa. Secondo me sì. Potrebbe essere. E poi invece a sorpresa, chissà cosa potrebbe succedere. Va bene. Beh, potrebbero aprirsi degli spazi dentro l'area con 3 tiratrici di questo calibro contemporaneamente in campo. Boccalato va ad attaccare Mingardo, porta addirittura sulla palla Rossana Boccalato, cade Mingardo, voleva uno sfondamento. Capitan Marchioni dai 3 punti, è corto il suo tiro, ma K! Mamma mia, cosa ha fatto K? Cosa ha fatto? Dai 3 metri sulla sirena per chiudere sul 30-22. Sì, è come il canto delle sirene aveva rischiato di bloccare Ulisse. Sembra che stiamo facendo un po' perdere la bussola alle amiche di Bolzano, che sicuramente però in questa pausa tra il secondo e il terzo quarto troveranno delle strategie per renderci la vita difficile nel secondo tempo. Fabri, cosa ne pensi? Ma sicuramente adesso coach Viale sistemerà un po' le cose, sistemerà un po' sicuramente il problema dei rimbalzi difensivi, perché non credo che possa concepire che Conegliano possa andarsi a prendere secondi e terzi tiri, dato il divario fisico che c'è in area. Quindi Fabri, la chiave di lettura di questa prima metà è stata Conegliano bene col rimbalzo in attacco e vediamo se riuscirà a continuare a mettere in campo questa intensità che ha reso veramente la vita difficile all'amica di Bolzano. Allora salutiamo tutti gli amici che ci stanno seguendo, vi aspettiamo tra 10 minuti per la ripresa, ma anzi no, perché Probabilmente anche prima, perché potremmo Esatto. avere l'intervista allo sponsor. Bene, allora Nell'intervallo ci rimanete fanno collegati. segno che ci sono dei problemi tecnici e quindi l'intervista la faremo a fine partita.
E qui Allora, adesso chiediamo agli amici di casa di darci un feedback se ci sentite. Scusate, c'è stato un problema tecnico che però ci preoccupa fino là perché ci siamo un po' più preoccupati per la scavigliata di Marta Sponchiado che abbiamo visto. Abbiamo Sì, visto sofferente. su un'azione difensiva Marta è uscita proprio, si è vista che ha messo male la caviglia, stava giocando una grandissima partita Marta. Speriamo non sia niente di grave, ma probabilmente sarà fuori per il resto della gara, da come l'abbiamo vista cadere.
Allora, intanto con questa scusa che non si sentiva, salutiamo gli amici che gentilmente ci hanno segnalato, segnalato. a partire da Michele Tomei. Esatto, ma anche da Vati99. Adesso. E appunto salutiamo il coach Maurizio Moretto che è collegato. Certo. Ciao coach. Ciao coach, ti salutiamo da Conegliano e aspettiamo di vederti di persona e appunto di bere degli spritz assieme qui al bar del Pala BFC, che ricordiamo è gestito dalle nostre 3 nuove bariste, che sono anche nostre giocatrici della squadra Under 19, che ricordiamo giocherà la prima partita di campionato lunedì sera alle ore 20, subito derby contro Basket Motta. Tanto ancora Boccalato dai 3 punti, sbaglia, si lotta a rimbalzo, ne esce Serena Marton che spinge, che subisce il fallo di... io pensavo che avesse fatto fallo. Pensa a te, cosa ci capisco io di basket. Anch'io sinceramente, se devo dirti la verità, perché avevo visto un movimento di Serena che sembrava aver spinto, appoggiata un po', invece fallo di Somanacella, che è tornata in campo tra l'altro, quindi molto bene. E adesso è Marton dall'angolo, corto il suo tiro, proprio Zella con la palla a gestire contropiede, poi rallenta i ritmi, serve spalle a canestro, Nena Crisantili che mamma mia, col contatto comunque va a segnare. Ha sfruttato il contatto per prendere coordinazione e tirare, veramente un'azione di una pallacanestro di un certo livello. Sono 15 per lei a 6:31 dalla fine del terzo quarto. Marton con la palla, poteva servire subito Maschietto, non l'ha fatto, poi il passaggio un po' imprecisa, ma all'ultima a toccare probabilmente è proprio Nena. Qui abbiamo pasticciato e siamo stati un po' fortunati, perché abbiamo ancora 6 secondi per trovare un tiro che ci servirebbe per tornare un po' in ritmo. Ed è in ritmo Boccalato, mi sembra che in avvitamento. Guarda, ritmo Boccalato per me potrebbe essere anche il titolo di una hit estiva. Se vuoi, Fabri, possiamo anche produrla. Un reggaeton. Un reggaeton come la musica Boccalato, che piace alla nostra Francesca Marchioni, che nonostante gli anni comunque sembra sempre mettere dei gusti musicali molto, molto particolari. Non ne stiamo parlando male, capitano, mi raccomando. Adesso passaggio skip per Zela che va a attaccare l'area. Scarica per Nena che sbaglia, ma proprio Zela a rimbalzo, che adesso ci sta facendo un po' male a rimbalzo in attacco. Poi Vettori che va a cercare di controllare la palla. Controlliamo questo possesso, sarà rimessa per Conegliano. 5:58 alla fine, 27-36 per il BFC. Il BFC adesso deve continuare a trovare delle azioni d'attacco che le permettano di mettere punti in cascina. Amabiglia per Vettori, che ancora una volta rinuncia a un tiro che poteva essere un buon tiro, ma Serena Marton, ancora Vettori che va a attaccare l'area, bello, a perdere l'equilibrio, ma invece si appoggia la palla al tabellone. Molto intelligente qui Giulia, molto intelligente, perché è riuscita a prendersi il contatto, trovare la coordinazione, appoggiare. Ed è soprattutto un'altra notizia, è il quarto fallo di Diana Schweinbiker. Esatto. Quindi... E Bolzano si trova in questo momento in una situazione un po' particolare con i falli, perché sono gravate di 4 falli sia lei sia Giovanna Sela, che sono delle giocatrici assolutamente importantissime per la squadra ospite. Gira ed esce il tiro di Giulia Vettori. Vediamo che Sela ha recuperato perfettamente dalla botta che aveva presa. Adesso un po' di manuale dell'uso del piede perno da parte di Francesca Fabricini. Sì, è quasi piede porno, direi. Adesso Malbascia che ribalta per Boccalato. Vettori che serve Malbascia che riapre per Boccalato dai 3 punti. È sfortunatissima, però si lotta a rimbalzo, ne esce Vettori che subisce un fallo. Palla 2, poteva essere un'infrazione di passi, invece una palla contesa, la freccia è per Bolzano. Palla contesa, palla alla difesa, in questo caso peccato. Forse potevamo prenderci qualche tiro in questa azione, Fabri. Sì, stiamo rinunciando a qualche tiro, forse per quanto poi andare a attaccare
Allora, giocatrici gravate di fallo. esatto, sì, assolutamente è corretto e questa è sicuramente una chiave, però d'altra parte adesso sarà fallo di Boccalato che dice di no, ma secondo me comunque è un buon fallo, perché lì Fabricini poteva essere davvero pericolosa e segnare abbastanza facilmente. Quindi intanto sarà solo una stavo rimessa. buttando l'occhio in panchina per vedere com'è la situazione di Sponchi. Intanto Mingardo dai 3 punti, riavvicina Bolzano, 32-38 adesso, 4:38 a metà, 4 minuti e 34 dalla fine del terzo quarto. Bello il pick and roll tra Giulia Vettori e Sara Malbascia, che si guadagna un fallo e 2 tiri liberi. Sì, molto bene, dobbiamo continuare su questo andazzo e continuare a gravare di falli le avversarie. Secondo fallo per Partena Crisantidou e cambio, esce Serena Marton, esce anche Claudia Mabiglia, di nuovo dentro Capitan Marchioni e ancora dentro Sara K, che ha giocato un ottimo primo tempo. Segna il primo Malbascia. È corto il secondo, ma si lotta a rimbalzo. L'ultima a toccare a Mabiglia. Sarà rimessa per Bolzano, però facciamo bene andare sempre a rimbalzo. Sì, l'attitudine è corretta, la forma mentale è quella proprio di non lasciare nessuna palla, anche quelle su cui non ci scommetteresti, renderle non banali. È questo che in questo momento sta motivando le ragazze di Conegliano. C'è difesa zona per Conegliano, K che marca Cela, buono il blocco, c'è un cambio. Adesso è K a sgomitare su Nena Pisantini, che si gira forte, sbaglia, ma è buona la difesa di K, che non ci ha messo il fisico, sì. Non si è tirata indietro. Si riapre per Malbascia, Boccalato, buono ribaltamento per Conegliano, Vettori che sfrutta doppio piccherola addirittura, Boccalato non si fa pregare a 3 e mette la terza bomba della sua partita. È il ritmo Boccalato, ci piace sempre di più. 17 punti per lei è un fattore in questa partita. 42-32, 3:35 alla fine del terzo quarto. Ancora Conegliano in vantaggio. Mingardo con la palla, marcata da Vettori, attacca la linea di fondo, la chiude bene Vettori. Sbaglia Mingardo, Boccalato può attaccare, ma siamo in inferiorità numerica, quindi chiama gioco, testa. Adesso scarica per Colombi, Marchioni, gioca pick and roll, da 3 Marchioni. Da 3 Marchioni la mette per i più 13 a 3:08 dalla fine del terzo quarto. Anche il Capitan Marchioni vuole mettere la sua firma sulla partita. Sì, molto bene. Qui abbiamo veramente trovato due tiri che ci stanno portando avanti di parecchio. Noi siamo sempre cauti perché veramente Bolzano è una squadra imprevedibile, titolata e fortissima. Però sicuramente l'atteggiamento che sta dimostrando Conegliano è quello corretto, è un atteggiamento di una squadra che sta lottando su ogni palla, anche quelle che sembrano meno scontate, andando a prendersi dei rimbalzi o comunque a contendere, a rendere difficile la vita alle amiche bolzanine. E sicuramente questa mentalità è ben intrisa nella testa delle coneglianesi. Ricordiamo che la partita era iniziata con uno 0-10, Fabri. Esatto, ma ti dirò che mi ha preoccupato anche questo ritorno a meno 6 di Bolzano, che poteva essere l'inizio di una rimonta. Aveva ripreso l'inerzia della partita la squadra di Coach Viale, però con i 2 tiri liberi di Malbascia e poi queste 2 bombe siamo ritornati a un vantaggio consistente, quindi una reazione anche psicologica da parte delle ragazze del BFC che mi fa ben sperare. Esattamente, così come fa ben sperare il fatto che il buon Grava non abbia più sbagliato un time out, ha messo sempre l'organetto NBA che ci accompagna, anche se si è dimenticato di mettere Eye of the Tiger durante l'ingresso della squadra in campo. Ma che si è dimenticato di collegare il microfono alla camera per l'intervista di Charlotte. Però diciamo che chi non fa niente non sbaglia mai e chi fa ogni tanto sbaglia, quindi grande Andrea Grava che è arrivato allo schema 64.200 di Candy Crush.
E possiamo anche dire che, parafrasando Ennio Flaiano, che la situazione è grave ma non seria. Esatto. Intanto segniamo ancora adesso con Claudio Amabiglia per il più 15. C'è un fallo di Boccalato, questo è il terzo però, no, è il secondo. Al secondo fallo di Boccalato, che non è d'accordo su questo fischio, che se lo ritiene un po' troppo fiscale. Allora, 47 Conegliano, 32 Bolzano. Bolzano con la palla in mano prova a ricucire questo strappo che Conegliano è riuscita a fare. Sela dai 3 punti, la mette, esulta in un gesto liberatorio. 35-47 a 2:37 dalla fine del terzo quarto. E intanto Boccalato con un numero, cambio di mano in area, poteva anche schiacciare ma probabilmente ha preferito appoggiare. Fabri, Boccalato non lo so cosa abbia mangiato a pranzo, ma lo voglio mangiare anch'io domani. Anche noi. Adesso buona la difesa, poi Capitan Marchioni va ad abbracciare letteralmente. Sì, sembrava una mossa da Dirty Dancing e l'arbitro non ci ha pensato 2 volte a fischiarla. Saranno 2 tiri liberi per Alexia Desaler. È la prima volta che Conegliano arriva al bonus. Sì. È lungo il suo tiro. Segna il secondo Alexia. A uomo Bolzano. Aggressiva Celama. Brava Malbash a mantenere il controllo della palla e poi servire un assist per Boccalato. Boccalato si è trovata libera grazie al fatto che un'avversaria era caduta e Malbash è riuscita a servirla puntualmente. Anche sono questo 23 per Boccalato. Sì. E il tassametro gira, come dicono a Genova. Tanto spalle a canestro, Nena che muove come dei birilli. Adesso un fallo sul tiro da 3 punti di Giulia Vettori. Sì, è rimasta un po' male Giulia qui perché avevamo chiuso bene dentro l'area e poi invece sulla successiva apertura siamo andati a fare fallo che vuol dire 3 tiri liberi per Camilla Mingardo. Sì, e non un a caso, proprio Mingardo che è assolutamente precisa ai liberi, Fabri. Lo sappiamo bene, è una sentenza dalla linea della carità questa ragazza. E non perdiamo lo smalto, passano gli anni ma restiamo dei gufi in competizione. Segna il secondo perché è effettivamente un'ottima tiratrice di sì, assolutamente, un'ottima tiratrice. E segna anche il terzo. La nostra gufata ha avuto il 33% di successo. Contatto duro tra Vettori, Cela, poi dai 3 punti Marchioni, un po' lungo il suo tiro, Mingardo in campo aperto, molto pericolosa, Marchioni su di lei, poi in area Boccalato contro Nena che appoggia a mano sinistra. Sì, Mena veramente riesce a prendere posizione in maniera impressionante sotto canestro. Sta tenendo a galla lei Bolzano. Lei e anche questa Giovanna Xela che nonostante in difesa è veramente aggressiva. E noi abbiamo il problema, tra l'altro, di avere Sponchiado fuori per infortunio in questo momento, che poteva dare una mano a portare sulla palla. Adesso perde la palla Marchioni, momento di difficoltà per Conegliano, Bolzano in campo aperto, K aggressivissima in difesa come ci piace vederla, e adesso vanno ad attaccare il Capitan Marchioni con Mingardo, poi sul cambio difensivo forse passi però cercano sicuramente la palla dentro l'area. Adesso per Fabricini, brava Boccalato ad anticipare, è bravissima Nena a mettere Bolzano è a -7 in un attimo è riuscita a ricucire gran parte dello svantaggio giocando molto bene, nonostante comunque Conegliano avesse fatto un'ottima difesa. Perde ancora palla Vettori ma la recupera Boccalato da 3. Sarebbe stato importante, ma no, scusate,
Poi c'è stata una lotta a rimbalzo, Marchioni non è riuscito a recuperare la palla, quindi questo terzo quarto si conclude sul 51-44 per BFC. Esattamente. Allora Fabri, io direi che adesso diamo spazio ai nostri sponsor, ma non prima di ricordare ai nostri amici di votare per l'MVP cliccando sul link che trovate sopra nella chat. Quindi votate, time out per noi. Siamo in diretta di nuovo. Allora Fabri, BFC 51, Bolzano 44, avremmo pagato un sacco di soldi per essere così avanti all'inizio della partita, però c'è stato un momento in cui eravamo anche molto più avanti, invece Bolzano, che non muore mai, si è rifatta sotto, nonostante Conegliano abbia mantenuto alta l'aggressività in difesa, quindi grande attesa per questo terzo quarto veramente decisivo, dove Bolzano proverà a far di tutto per portarsi a casa questa partita da Conegliano, e noi veramente speriamo che Conegliano riesca a mantenere questa forza e questa aggressività che ha saputo mantenere per gran parte della partita. Sì, adesso Bolzano sta alzando molto la difesa da tutto il campo. Ottimo il passaggio backdoor ancora una volta. Un gioco a due tra Amabiglia e Boccalato, le due novità di quest'anno in casa BFC. Dicevo appunto, Bolzano alza molto la pressione anche sul palleggiatore. Ricordiamo, noi abbiamo Sponchiado, purtroppo in panchina, infortunata in questo momento, si è scavigliata. Terzo quarto, adesso Mingardo dai 3 punti, ne ha già messa una, sbaglia ma a rimbalzo in attacco Bolzano con Alexia De Saler. Bernardoni a 3 punti, attenzione, Mingardo, ancora Nena, subito raddoppiata, molto bene, palla recuperata per K. Boccalato, Amabiglia, Boccalato con la palla per Marta Maschietto, che può attaccare fronte a canestro, raddoppiata, subisce un contatto durissimo e un'infrazione ai passi, e questo è non capire il gioco della pallacanestro, purtroppo, perché certo che c'era un'infrazione ai passi, ma prima certo che c'era un'infrazione ai passi, è stata subito un contatto, sportellata, esatto, stava attaccando in palleggio, vabbè. Palla per Bolzano, Mingardo con la palla, sportellate anche tra Nena e Boccalato. Il rimbalzo per Conegliano, che può portare avanti la palla con Claudia Amabiglia. Boccalato sta facendo una difesa mostruosa. Ancora da 3 punti Boc mette la quarta bomba, è tanta roba, sul più 12, ha segnato metà dei punti di Conegliano, metà del fatturato coneglianese in attacco, sì. E molto bene anche in difesa. Mingardo, bello su arresta tiro, Boccalato a rimbalzo difensivo, Claudia Amabiglia per Capitan Marchioni. E adesso bisogna tenere la calma in attacco. Non possiamo ancora giocare col cronometro, ma sicuramente non dobbiamo affrettare niente, possiamo giocarcela. Marchioni con la palla, da 3 punti rinuncia, 3 secondi alla fine, Maschietto deve tirare, passa a K e purtroppo scadono i 24. Sì, poteva tentare un tiro forzato qui Marta, che probabilmente non si era resa conto che mancasse così poco.
voleva trovare uno scarico che non stava riuscendo a trovare. Intanto Bolzano sul meno 12 può provare a inventarsi qualcosa per tornare in partita. Ed è molto bello questo gioco a due, un libero, un ottimo tiro da tre. Ancora un errore a tre, lotta fortissimo Marta Maschietto, che ha deciso che comunque il suo contributo fondamentale alla partita lo dà sempre e comunque, anche se in attacco sta facendo un po' fatica. Adesso va a sprecare un fallo su Cela. L'arbitro perché antisportivo? Non era ultimo difensore, ha comunque provato a giocare la palla. Si lamenta giustamente coach Angelo Minicleri, ma anche in questo caso forse conoscenza del gioco è relativa. Vabbè, la decisione è stata questa, non stiamo qui a dibattere molto, ma ci trova in disaccordo. Comunque adesso il fallo antisportivo porta Fabri, in questo caso in cui non siamo ancora in bonus, a un tiro unico e poi la palla... Adesso saranno 2 tiri più possesso. 2 tiri più possesso. Okay. Federico, le basi. Io giocavo a calcio, non è 20 anni che faccio sto lavoro. Dalla console, dopo che ne ha combinate di ogni in questo pomeriggio, si lamenta perché non hai una perfetta conoscenza del regolamento tecnico della pallacanestro, che peraltro cambia ogni anno, quindi esatto, è difficile da seguire anche per gli addetti ai lavori. Tanto sbaglia Cela il primo tiro libero, segna il secondo. 45-56, 7-26 alla fine della partita. Adesso dobbiamo assolutamente alzare il ritmo di questa difesa, dobbiamo togliere la lucidità a Bolzano. Fortissimo Martoni in difesa, però buca l'anticipo, poi Bernardoni finta, Marchioni va a guadagnarsi uno sfondamento. Adesso la dico tutta perché voglio fare il precisino, si stava muovendo leggermente in avanti, però la sua posizione dei piedi era perfetta. La posizione dei piedi era veramente perfetta, il movimento del corpo era lievissimo, però diciamo che l'inerzia anche delle decisioni arbitrali, dopo probabilmente una decisione un po' dubbia a favore di Bolzano, e comunque ha fatto il resto. Ci ha messo il corpo lì su quella penetrazione. Sì, assolutamente. E adesso mette anche un tiro che non entra, va a lottare a rimbalzo, si guadagna. No, non c'era una palla contesa, sono passati 3-4 secondi, vabbè. Bravissima Cela, una virata proprio alla Moma e poi Marton che sbaglia. Marton che forza un po' qui, sì, perché non avevamo nessuno a rimbalzo. La fretta, diciamo, nel senso che sì, non c'era nessuno a rimbalzo, si poteva comunque gestire un po' la palla. Adesso ma insomma dobbiamo dire anche che le squadre sono in trans agonistica, Fabri. È chiaro che non possiamo pretendere che la lucidità sia sempre possibile, perché quella che abbiamo noi qua dalla console. Sì, anche perché oggi tra una cosa e l'altra il Grava ci ha distratto e non ci siamo andati a prendere lo spritz. Ho avuto lo spritz dell'intervallo, avevo preparato quei bottiglioni da 5 litri proprio per arrivare al bar del BFC e trovare ancora un paio di bicchieri di spritz, ma il Grava ci ha impedito. Allora, 6 minuti e 28 alla fine, 56 BFC, 45 Bolzano. Bolzano gravata di falli, ma ancora sempre temibilissimo. Sì, temibilissima anche perché ha veramente delle giocatrici che possono segnare dai 3 punti con grande facilità. Quindi dobbiamo continuare a giocare come abbiamo fatto fino adesso, continuare a giocare come sta facendo Serena Marton, che va a guadagnarsi un fallo. Ma sì, perché Serena nasconde la palla all'avversaria, le offre solo la sua spalla e non può fare altro che indurre la giocatrice avversaria a far fallo. Tra l'altro il quarto fallo anche per Mingardo, quindi scelta molto intelligente da parte di Serena di attaccarla in 1 contro 1. Ah sì. È corto il primo tiro libero di Serena. Deve continuare così Conegliano a attaccare forte. Segna il secondo, molto importante questo tiro che ci riporta a più 12, a 6 e 11 dalla fine della partita, 57-45 per BFC. Ancora altissima la difesa di Serena che quasi recupera una palla. E anche Capitan Marchioni, non si capisce come, non si capisce con quali energie riesce a tenere una difesa davvero aggressiva. Adesso marca Schimmelbacher, cambia, dovrà marcare Fabricini e lì sarà davvero un problema.
chissà se arriverà al raddoppio, si boccalato, Fabricini sbaglia. Si era girata molto bene, molto bene. In qualche modo. È difficile, un avversario assolutamente difficile perché è alta, è forte. Amabilia da 3 punti, alza le braccia al cielo, perché questa è una ragazza davvero, davvero precisa. Oggi non aveva ancora segnato da fuori, ma nel momento decisivo si sblocca. Porta Conegliano sul 60-45 a 5:23 dalla fine della partita. Ancora forte in difesa Conegliano con Amabilia. Nena parte il raddoppio di Boccalato, deve aprire Nena dai 3 punti, sbaglia Schwienbacher. Passaggio Mamma mia, lunghissimo che però adesso non possiamo chiedere a Francesca Marchioni anche di prendere. Infatti secondo me Serena questa la Francesca gliela fa pagare con almeno 2 spritz. Ma insomma, aggressivissima sul Migliardo, va a strapparle la palla dalle mani, a partire in contropiede. C'è Boccalato in campo aperto, va a servire proprio Serena che segna da sotto. E questo è un gran gioco a 2 tra. Bravissime tutte e due, bravissime per il più 17. Ancora aggressiva Serena che poi perde l'appoggio, parte Nena in palleggio, la chiude Serena. Bernardoni, scusate, Schwienbacher da 3 punti. L'avevamo detto che sono precise, ma sì, sono state precisamente precise. Stiamo difendendo bene, stiamo lavorando bene al tagliafuori, rimbalzo difensivo, stiamo provando ad andare anche a rimbalzi in attacco, quindi siamo sul 62-48 a 4:29 della fine. Possiamo giocarcela sicuramente. Così come se la giocano ogni giorno i nostri sponsor che ci aiutano a sostenere il basket. Alors, bienvenue al Palasport de Conegliano. Non coglie. Welcome to Conegliano Palasport with our friend Charlotte. Ok, siamo qui di nuovo in diretta, 48-62. Conegliano che è avanti di 14 e con Serena Marton che porta la palla avanti. 4:22 alla fine, adesso difesa zona per Bolzano, Conegliano vuole giocare, bello ribaltamento per Marta Maschietto, un tiro aperto. Sfortunata qui Marta, di solito non lo sbaglia. Però guardate, adesso invece è Bernardoni a perdere la palla in maniera un po' banale, cominciano a sentire la pressione le giocatrici ospiti. Sicuramente c'è un fattore anche di stanchezza, la prima partita della stagione, le rotazioni per Bolzano sono diminuite a causa dei falli, quindi bello ribaltamento di Marta Maschietto per Amabilia, arresto e tiro per lei e segna ancora Claudia nel momento decisivo della partita, ha deciso di mettere 2 tiri fondamentali. Molto bene Sara K che va a rubare la palla dalle mani di Schwienbacher, perfeziona il recupero, Amabilia poi la perde in maniera un po' banale, si scusa. Sì, però appunto noi premiamo l'atteggiamento e questo errore ben venga, perché è un errore che nasce comunque da una pressione pazzesca che stiamo facendo, pressione che obbliga il coach Bolzanino a un time out, perché ci deve assolutamente pensare su per come provare a ribaltare questa partita. Mancano solo 3 minuti e 37 secondi. Adesso Conegliano deve mantenere la calma e tenere alta l'attenzione e comunque l'intensità, proprio come il lavoro che è stato fatto oggi da parte di Conegliano è stato veramente importante, preciso e letale, soprattutto per quanto riguarda la pressione e l'attenzione al rimbalzo.
Sì, la partita è stata interpretata molto bene e preparata assolutamente bene da coach Minicleri, che sia a livello difensivo ha organizzato questi raddoppi sulle lunghe avversarie. In attacco abbiamo visto degli ottimi giochi a due, eh, dei passaggi backdoor molto efficaci. Siamo andati ad attaccare con i nostri punti di forza, e poi una prova di carattere assolutamente da parte delle ragazze in campo. Quindi molto bene. Sicuramente una chiave di lettura importante, perché spesso ci trova Conegliano a rendere centimetri e qualche chilo alle avversarie, e abbiamo visto un gioco che ha saputo, diciamo, correre attorno a queste difficoltà e mantenere una buona fluidità. Adesso ancora un anticipo bucato, ma va bene restare aggressivi, va bene togliere il tiro alle avversarie. Adesso è bravissima, mano sinistra, eh, Schwembacher a mettere il tiro del meno 14 Sì, a beh, 3, questo 15. è un colpo di classe di Sì. Schumacher. Però è K dai 3 punti, corto il suo tiro. Sì. Calma, calma ragazzi. Adesso Nena che porta addirittura sulla palla. Mingardo. Cercano la palla sotto, ma c'è Boccalato che fa una difesa pazzesca. Poi benissimo in rotazione difensiva Serena Marton, che poi lancia Marta Maschietto, che ci mette il corpo, un contatto. Si lamenta perché il contatto c'era, poi forse poteva sfruttare ancora di più il fisico Marta. La palla tocca la struttura, sarà rimessa per Bolzano. Sono 2,48 alla fine, 50-64 per Conegliano. Esce Crisantidou, rientra nella partita Camilla Mingardo, gravata di 4 falli. No, scusate, entra Fatumata Maria Cabba, Cabba. che non era ancora entrata. Ottimo intanto l'intervento difensivo di Serena Marton. Adesso Schwienbacher con la palla a metà campo, chiede un isolamento contro Marta Maschietto, ma Marta Maschietto ha la Mamma velocità mia. di piedi, la rapidità per marcarla, va a stopparla dai 3 punti, fallo su Boccalato. Sì. Comunque grande azione difensiva di Marta Maschietto, che contro Bernardoni, che aveva chiesto l'isolamento anzi scusate, Schwienbacher aveva chiesto l'isolamento. È il quinto fallo per Diana Schoenbacher, che esce. Ottima la sua partita, 11 punti. Assolutamente. Adesso è coach Bazzo a entrare in campo Sì. per asciugare il parquet bagnato. Tanto vi anticipiamo che a fine partita ci sarà un'intervista proprio con il fratello e titolare della Bazzo Wine, fratello di Ugo Bazzo, che verrà intervistato ai nostri microfoni e ci spiegherà un po' qualcosa della sua azienda, e anche perché ha deciso di supportare il progetto BFC. Ma intanto ancora in campo, ancora Boccalato dai 3 punti. È corto il suo tiro. La Serena Marton va a rimbalzo e cela a uscire con la palla. Attacco canotta per lei. Mingardo con la palla. Sfrutta il pick and roll, ma esce fortissimo Boccalato. Fabricini lontano da canestro. Bravissima Serena Martoni in chiusura difensiva. Poi Fabricini che appoggia con un po' di fortuna. Il meno 12 a 1,56. Subito time out per coach Angelo Minicleri. È un time out anche per noi. Tema per noi.
let's go, let's go. Abbiamo bucato l'organetto NBA, ma secondo noi è colpa del tavolo. Allora, 52-64, minuto 50 alla fine. Sì, ancora zona Bolzano, ancora Conegliano in attacco con Maschietto che va a appoggiare con la mano sinistra, davvero Ma che sfortunato. sfortuna. Poteva farsi Veramente, prendere un esatto. arresto e tiro da 4 metri, ha preferito appoggiare, ma non è Ah, una sì. cattiva scelta, è stata No, davvero no, sfortunata Marta. era un'ottima scelta e normalmente Marta è letale da quella distanza, però oggi è stata un po' sfortunata il tiro, Bella la Marta. rotazione difensiva di Colombi, sbaglia il tiro Cela. Molto bene comunque Marton, molto bene Colombi in difesa, Sì, Fabri. assolutamente. Molto concentrate e molto precise. Adesso ribaltamento di lato contro la zona, testa, si chiama un pick and roll, Amabiglia perde quasi il controllo, Maschietto sbaglia, ma possiamo giocare che... No, avevamo ancora 14 secondi, era un rimbalzo in attacco, K. Ah sì. Non legge bene la situazione, sarebbe stato importante far passare il tempo. Sì, non Mancano legge bene 50 la situazione, secondi. però Fabri, mi sembrava che avesse quasi preso un fallo sul tiro. Forse sì, però ma comunque la scelta diciamo sarebbe stata quella di far passare il tempo. Adesso è Cela che va ad appoggiare a canestro, il meno 10 a 39 secondi alla fine. Gestiamo il tempo, giochiamo anche con il tempo, facciamo Ah, sì. passare La un po' di possiamo secondi. buttare la pasta, eh? Beh, mancano 10 secondi, scusate, mancano 30 secondi, sono 10 punti di vantaggio. Forse anche Bolzano ci crede fino a un certo punto. K dai 3 punti, è corto il suo tiro, prende il rimbalzo, sbaglia anche da sotto. Mancano 10 secondi alla fine, siamo sopra di 10. Si gioca per la differenza canestro a questo punto. Non facciamo falli su tiro da 3. Andiamo a rimbalzo e Conegliano batte palla canestro Bolzano con una partita davvero preparata e gestita benissimo. E Conegliano probabilmente manda anche un segnale a tutto il campionato. Allora, cari amici, bene, abbiamo iniziato bene, abbiamo bucato Eye of the Tiger e abbiamo vinto, quindi Può diventare una cabala. può diventare una cabala. 54-64, 10 punti di vantaggio, un vantaggio che a tratti è stato anche più importante, Fabri, una Conegliano veramente, veramente interessante oggi. Sì, davvero interessante perché ha giocato con grande maturità, ha eseguito quello che era stato preparato in settimana, ha rintuzzato, così come si dice, tutti i ritorni di fiamma di Bolzano, ha giocato con grande Esattamente. autorevolezza, proprio con grande mentalità, quindi adesso è solo la prima Assolutamente. partita, però è davvero, davvero una bella prova per le coneglianesi questa sera. Allora, assolutamente grande prova delle coneglianesi, è il momento di decretare che è l'MVP della partita. MVP della Stiamo partita ancora che contando i voti, sì, Cosa quindi dice il Grava? Beh, allora la vittoria va a Rossana Boccalato di Conegliano. grande Rossana, veramente una partita incredibile. Allora, 28 punti per lei su 64, ma l'ho già detto, una prova mostruosa anche in difesa. Bene, allora ci prendiamo una pausa, ci rivediamo tra pochissimo per l'intervista in campo con l'MVP e con lo sponsor.
tuo fratello Ugo, perché con la sua barba magica è indimenticabile. Allora, intanto grazie per sostenere anche quest'anno il basket femminile conegliano. Tu sei uno sportivo, corretto? Sì, esatto, è ex giocatore di basket. Ex giocatore di basket e quindi con grande impegno la sua azienda ha deciso di sostenere il progetto di BFC. Raccontaci della vostra azienda. Noi abbiamo un'azienda familiare piccola a San Pietro di Felito dove produciamo un buon vino. Benissimo, buon vino che noi assaggiamo sempre nella pausa tra il primo e il secondo tempo delle partite qui al bar, e oggi abbiamo l'onore di avere lo sponsor che premia l'MVP della partita, che era Sara Boccalato, che oggi ha fatto una partita pazzesca. Complimenti e benvenuta a Conegliano, perché per me è la prima volta che ti vedo giocare. Come ti trovi qui a Conegliano? Allora, intanto grazie, sono felicissima per la vittoria e sono felicissima per essere arrivata qui a Conegliano. Mi trovo davvero bene, già le prime parole con Stefano ad agosto mi avevano fatto capire che mi sarei divertita, e ogni giorno in allenamento e oggi in partita ne ho avuto la conferma. È lunga la strada, però credo che stiamo andando, cioè stiamo dimostrando quanto ci stiamo impegnando e sono contenta. Assolutamente, la percezione che abbiamo avuto tutti guardando la partita, vedendo i commenti del pubblico da casa, è proprio che quest'anno la grinta e la cattiveria, soprattutto in difesa, nei rimbalzi, si veda, e quindi sicuramente è un ottimo metro del lavoro che state facendo. Sì, l'importante è divertirsi e credo che oggi si è visto, cioè è importante incitarsi, credere l'una nell'altra. Angelo e tutto lo staff crede in noi e è importante. Benissimo, e con questo entusiasmo e questo divertimento noi ti invitiamo a condividere con tutto lo spogliatoio questa bottiglia di Magnum Buzz Wine e una foto con lo sponsor. Vieni qui in mezzo. Sulla pallacanestro Bolzano per 64-54. Vi diamo appuntamento a sabato 29 per la partita sabato 19 ottobre per la partita in casa contro Casarsa. Vi diamo appuntamento anche a Marghera la prossima settimana in trasferta, sabato alle ore 20. Salutiamo tutti i nostri amici appunto e vi ringraziamo per essere stati con noi questa sera.